Buonasera cari amici, benvenuti anche questa sera alle Cibili Interattive con il legale Marietto Veneziano. Buonasera a tutti. Siete in scena, Topolotto. Buonasera, buonasera. Cosa possiamo dire ai nostri amici, ai nostri fortunati amici? Beh, siamo alla diretta del mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano con una ospite a sorpresa. Il Legarda, intanto per dare una novità, il Esatto, Legarda, una un novità, tono un nuovo. tono nuovo, un colpo di gioventù, diciamo. Tra l'altro, in questi periodi ho imparato che il Legarda ha anche dei doni di pranoterapia e appunto la sto testando per poi poterla consigliare e mi sta facendo andare via dei dolorini. Vediamo un po'. Beh, ci sono qualche problema di linea, forse perché anche sovraccarica. Bene, c'è già qualcuno che ci saluta. Elia, Elia si chiama? Ella, No, Ella, no, ok, suppongo di sì. bene. Allora, cosa possiamo raccontare ai nostri amici che questa sera ci faranno domande? Poi c'è Valbella, Ella, Ella e Valbella, Valbella, vi siete dati troppo, appuntamento. vabbè, magari sono state. Poi questa sera cosa possiamo dire? No, Ella sa già tutto, che deve mettere la data di nascita. Bravissima. Allora, a proposito di questo, No, vi cosa volevo dire una dobbiamo? cosa, Sì, che lei è il dono di pranoterapia e la sto mettendo sotto per testare il ginocchietto e il piedino. Tra l'altro il mio piedino è un 45, Lino, è Lino. un titolino. Esatto. Mm, Allora, beh, dunque, cosa diciamo sempre prima di cominciare con le risposte gratuite? mm. Vi ovviamente invitiamo a raggiungerci su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Lì Ermetismo. siamo a 1480, e Sì, cresciamo, circa e 1500 cresciamo, persone. circa 1500 anni, 1500 cristiani. Magari, Olè! c'è anche la nostra Allora, devo reciproca. dire che mi piace la gente allegra e ce Positiva, l'aiuta, eh? propositiva, Sì. propositiva, insomma, Esatto, poi la vita è fatta di mm, prospettive, ma se la alleggeriamo un pochino, soprattutto io che sono, alleggeriamo. immaginiamo, sono un Un po' tipo di difficile. in programma, però. Vi ricordo che se non l'avete ancora acquistato, il nostro ciondolo magico costa solo 160 euro, compreso le spese Di di spedizione. spedizione, e finora ha sempre funzionato. Sì, abbiamo qualche bella soddisfazione. Anche più di qualche, Sì, qualcuno. bei, E lo trovate nel sito capitano.altervista.org, il link sotto qui in descrizione. sì, anche nella pagina shop troverete non solo questo, ma anche i nostri servizi a pagamento. Sì. A proposito di servizi a pagamento, siamo disponibili per consulti privati di 45 Lei, minuti al costo di sempre lei, 20 euro. sempre Dunque, lei. se poi volete approfondire le cose che vi stanno a cuore, potete contattarci in privato. Esatto, noi ci siamo sempre per voi. A 20 euro 45 minuti. Però. Dai, andiamo avanti. E Eh, poi vediamo, diciamo un'altra cosa. Nel sito che ha fondato il Marietto nel 2015 ho messo 20 book. 20 book che parlano di radionica e radiostesia con tanto di istruzioni, quindi quando io sui social metto solamente come si dice, un circuito o un parante radiostesico, siete pregati, se volete le istruzioni, di andare a scaricare nel sito capitano.attervista.org sempre gratuitamente l'ebook con una ventina, trentina di circuiti con tante e sempre spiegazioni. gratuitamente sui canali YouTube del Marietto, dove siete adesso, e Mm, il mio, troverete anche delle mm, condivisioni, proprio dei video di spiegazione. Cercate le esatto. playlist Lei ha fatto dedicate. 600, 600 o 700, 680 600 video, e io 600. ho 1500, 1600, qualcosa del genere. Insomma, ci diamo da fare, ci diamo da fare perché una mia amicizia mi ha detto oggi che diamo tanto materiale, ma ci vuole anche tanto tempo per poterlo studiare. Sapete, a noi è costata una vita di studi, di sacrifici, di impegno, non è piovuto nulla giù dal cielo e dunque se veramente volete che qualcosa vi resti, Mm, allora vi resterà solo quello che suderete con la fronte. esatto. Il resto non è destinato a rimanere. Resta New Dunque, Age, sì. diciamo che il concetto è semplice. Noi praticamente, Marietto mi regali la moto. È sua.
Guido anch'io, solo che io non uso il bandiero. Cioè, lei l'ha comprata, ma la uso io. Esatto, vabbè. Vabbè, va. Perché non me la fa guidare, vuole guidare Meglio, lui. meglio. No, no, non è Vabbè. meglio, io guido No, benissimo. lei guida benissimo, ma io non so se... Ma Vedete il è che tu filmato? hai gli ammortizzatori. Esatto, io c'ho un'erba. Dai. Allora, vabbè, scherzi a parte, Mm. Cassiopeia, casomai ti faccio fare un giro, ma regalarla. Mm. Regalarla. Allora, È dai, un andiamo sogno. avanti. Allora, il Allora, sito vabbè, abbiamo parlato. del sito abbiamo Della detto, peperonata che ho fatto questa della sera. peperonata abbiamo bisogno di un brioschi, ragazzi, ce l'ho Ragazzi, qua. abbiamo bisogno di brioschi Qui perché ha fatto la peperonata. Io sapete che vado giù pesante, no? E purtroppo questa sera le sibille saranno pesanti per colpa della peperonata. Però dopo la sibilla mi concedo una pranoterapia dal Topolotto. Bene, dai, iniziamo che abbiamo le amicizie e incominciamo a salutare. Ella, Ciao Ella, ciao Bella, Bella, Cassiopea, Cassiopea, Chiara, ridiamo con vediamo con Jenny, Jenny, Antonio, Antonio fa buonasera sempre piacere vedere, Angela, Angela, Pierluca, Nella, buonasera, e Pierluca. ci salti Pierluca. No, per Luca lo lascio a te perché è un maschietto. Allora io Ah, passo ah, al dolce, quella cosa lì, va insomma. bene, ben capito, ben E c'è capito. anche Giada, che è tornata, la Oh nostra Giada. Giada, La Giada ogni bene. tanto ritorna, ogni tanto tornano. Come si, le sbustine sono sempre due volte. Bene, andiamo avanti, iniziamo subito a rispondere alle nostre amicizie. Sì, per caso se vi doveste collegare adesso per la prima volta su questo canale o per la prima volta sul mio canale, mi raccomando, nella domanda dovete mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, la Sì, domanda deve essere formulata in modo chiaro sì. e se la domanda riguarda una persona diversa Mm. da voi stessi, mettete anche il Mm. nome e la data di nascita di questa persona. Sì. Allora, lei risponde col pendolino e io rispondo con le sibille, ma Ma sarò coadiuvato da lei, tanto per cambiare, no? sicuramente metterò in ba. Mm. La linguaccia. Mm. Bene, Va allora bene, iniziamo dai. con Sono i Ella. peperoni, mi sa che stasera la Chissà se il digestione peperone. alcolica. Dopo non preoccupatevi, vi do il piede che così la scarichiamo. Esatto, Allora, scarico l'accesso. Marco del 30 ottobre 75, 82, Elenina Elena 13 marzo 75, rimarremo insieme. Bene, bella domanda. Vai con Ah, pendolino. giusto, io aspettavo, secondo te. Allora, Elenia. Mm. non mi muovere, Marietto. È un no un po', è un no un Non è po' da un no peperonata. È un sicuro. no da peperonata. Questo non vale perché abbiamo mangiato peperonata. Vabbè, allora vediamo questo, Vediamo un vediamo po' le se valgono sibille. le Vediamo un sibille. po' le sibille perché scalpitano le sibille per poter essere viste noi. Marco e Lelenia. Vediamo un po'. Un po' cosa dico? Ai 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 ai. C'è qualcosa da Ai, mettere a ai, posto? ai, ai, ai. C'è qualcosa da mettere a posto, però l'aiuto c'è. Un aiuto c'è, anche un aiuto corposo, piuttosto, piuttosto sodo. E c'è qualcosa, insomma, la stabilità si va a cercare qua, perché vedi, non si capisce bene, perché non conoscendo bene le persone, non si sa se è una new entry, nel senso, oppure come la vedi tu così? Allora, io vorrei chiederti, non so se sei in grado di rispondere adesso, Elenia, Mhm. ma siete Eh, voi due la coppia ufficiale o lui ha eh, un'altra persona sì, accanto? perché qui salta fuori qualcosa Perché sembra che voglia Mm, sistemare le cose con questa donna. Ora, mm, magari sei tu. E dunque intanto questo potrebbe esatto, essere indicativo che la buona volontà di fare un tentativo di aggiustare e preservare la esatto, situazione esatto. c'è. Vediamo. Perché non si capisce bene, visto che non conosciamo la nostra amicizia, non sappiamo se tu sei la donna ufficiale oppure lui cerca di rattoppare, rammendare, insomma, Che ne capisci? dici se vediamo la spesa a questo Certo, punto? vediamo la spesa, era solamente per vedere. Vediamo un po' la spesa completa, la facciamo completa. Mhm. Allora, l'amante, superbe, gran consolazione. Beh, però, vediamo un po' qua
Cosa vedo nel civile? Allora, mi sa che il pendolino qua era in forma, altro che peperonata. Allora, vediamo un pochettino. Nel passato io vedo che lui era molto motivato. Cosa ne pensi, Sì, Hilde? Era sì. motivatissimo, anzi, fuori dalle linee standard. Diciamo che era motivatissimo e speranzosissimo. Poi deve essere successo qualcosa, non so se demoni, non so, però deve essere entrato in scena qualcos'altro che ha fatto raffreddare la cosa. Ah, ecco, aveva una compagna ufficiale, ora sono io a risposto. Ah, ecco, ecco, sì, però vedi, il problema è che con te all'inizio è stato molto mh, positivo, speranzoso, poi però è successo qualcosa e la cosa sembra che si sia raffreddata in modo importante. Anche tu lo vedi così, il passato? Sì, possiamo aggiungere un'altra cosa. In questi casi la carta della superbia ha sì un valore amplificatore, ma parla anche di rivali, di Mm, competizione. Dunque è sì. possibile, appunto, visto che lei in effetti lo Mm, conferma, dice che lui aveva una compagna, già. dunque lei magari è emersa in È questo modo. emersa e diciamo che nella linea presente io vedo che la fortuna per il momento è dalla tua, eh. La fortuna non è mai gratis, te la sei guadagnata perché si vede che hai delle qualità importanti. Però vedo poi che c'è qualcosina dietro le quinte, un'amica che lavora e non lavora, forse ti consiglia, forse male. Vedo anche il bicchiere mezzo vuoto. Cosa consigli tu, Hilde? Allora, sembra che arrivino ancora delle conferme, perché Mm, ci sono comunque delle situazioni fortunate, esatto. premianti, però il rapporto sta cambiando, sta subendo Cambiamento forte, un'intrusione. sì. Direi sì, un'intrusione Attenta, di nascosto, perché sotto il tappeto. un'amica Sotto potrebbe il diventare tappeto? qualcosa di più. Io non, l'ha detto lei, io non c'entro. Però effettivamente la carta del ladro e poi purtroppo è seguita da altre tre carte molto pesanti. Abbattimento morale, nemico, blocco totale. E poi, proprio perché, cioè, qui proprio esageriamo, militare e poi lui diventa, cioè se lui era partito come Don Chisciotte col cuore in mano, lo ritroviamo qui che cerca di fare dei segreti, dei Si fa due blocchi. conti sulla situazione. Brava, esatto. E vediamo qui la casa. Allora, io dico, da come riesco a vedere le sibille, che il più bel momento l'hai già passato. Il futuro sarà una situazione estremamente mare mosso, forza 9. Praticamente, sai quando nei traghetti anche le macchine che hanno, come si dice, le sirene, gli allarmi saltano. Ecco, nel futuro si prevede mare forza 9, no? E forse uno spiraglio fra qualche mese, però io non so perché ci sono troppe carte veramente impegnative. Però guardiamo un po' invece la conclusione. La conclusione io ti vedo sempre solida, una donna che sa quello che vuole, che è vittoriosa, no? Quindi tu di questa situazione te ne farai sicuramente un baffo, nel senso buono. Poi vedi, ci sarà un cambiamento, no? E poi non so se entra una figura che però, diciamo così, ha delle qualità importanti, però non è un ripiego, però diciamo che non è proprio quello il 100% top. Però tu sei una donna, Allora, le cose sono, secondo me, anche altre due, no? Allora, da una parte la situazione comunque resta positiva e certo. favorevole per te, però vedo che c'è un cambiamento. Mm, La carta del viaggio può indicare proprio un cambiamento di condizione. mm. Siccome l'artista generalmente è egoista, cioè pensa a sé, Sì, probabilmente uno dei due comincerà a pensare più a sé e si distaccherà un po' dalla situazione, sì, ma in modo positivo, nel senso che, vista la linea sì, sì. complessiva, non posso dire che sarà motivo di sofferenza. Per te no, perché qui sei Può vittoriosa. anche dire un'altra cosa, come dicevo, più di un significato, potrebbe anche indicare un vero e proprio viaggio per questioni magari legate a un esame, un concorso, un Mm, lavoro. Dunque,
quanto possa influire nel rapporto, è possibile che influisca nella misura di un cambiamento poi Sì, nel sì, futuro. certo, certo. Beh, comunque la domanda era se resteranno assieme. La risposta è un pochettino, Un po' un travagliata. po', è un 90% no e un 10% sì. E quel 10% se dovesse essere un sì, sarà proprio un forza 9 Comunque con un con distacco, un un distacco distacco elegante, sì, un che distacco elegante. non sarà tormentato da discussioni o No, altro. non sarà, però insomma, prima di arrivare a quel punto lì, qualcosina ci sarà, Mm, mm, qualcosina mm. di nascosto. Non vedo tante lacrime, però. Andiamo avanti. Allora, Allora, abbiamo Valbella. Allora, buonasera a tutti. Vorrei sapere se riuscirò a finire in modo positivo e con un buon voto questo tirocinio che mi sta creando qualche problemino. Valentina, 14 aprile 86. vai, Allora, vediamo se la finisce nostra il Valentina. tirocinio in modo positivo. Sì, 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 sì. un bel sì, io lo sento anche vibrare intensamente con la mano. Allora, faccio sette carte, perché chiaramente Sì, va è una bene. risposta secca. Allora, per la nostra Valentina, giusto? Sì, sì, Se, 14 fin- aprile se 86. finisce bene il tirocinio, perché adesso ho qualche problemino. Vediamo un po' la Ah, nostra vediamo. Valentina, vediamo un po' il Magari il taglio. taglio potrebbe dare dei... Allora, c'è Mm. un cambiamento in Un nuovo atto inizio, positivo, perché il bambino è sempre dà un'idea di freschezza, dà un'idea di fiducia, fiducia, di cose positive, poi il viaggio è sempre qualcosa nuovi di progetti, nuovi insomma, progetti, nuove idee, nuovi sviluppi. Militare, casa, la consolazione, 4, 5, 6. Beh, dai, su. No, è positiva la cosa. Allora, c'è qualcosina da mettere a posto, però si io vede che sta lottando, sì. sì, si vede che ce la metti tutta, però vedi tre bellissime carte una in fila all'altra e teoricamente ci potrebbe essere un po' di gelosia, però in mezzo due carte positive perché è preceduta la stanza, quindi sta a indicare che la situazione evolverà fra un po' nella direzione giusta che tu auspichi e ci sarà sicuramente magari anche un contratto dopo questo tirocinio e ci saranno delle lettere che teoricamente avrebbero dovuto arrivare un pochettino giù di tono, però alla fine vedi un omaggio prezioso. Inizio con militare estremamente svantaggioso, poi è un defilé verso la Beh, vittoria. sembra che lei debba o abbia dovuto lottare Perché? per creare una sua Intimità, solidità, una certo, sua certo. situazione sicura, una sua sicurezza all'interno di questa cosa. In ogni caso, vedi, gran consolazione e stanza Uh, effettivamente corrisponde alle sue ambizioni ed è possibile che sembra un colloquio in qualche certo, modo che quasi un contratto, porta novità. sì, ma Novità positive. però positive, però guarda che questo potrebbe indicare che sebbene le novità siano positive, non siano proprio vantaggiosissime a No, beh, livello certo, beh, è economico, tirocinante, però, però insomma, c'è, è però c'è. partita con, Alla per fine metterla queste con, sono soddisfazioni. questa è partita con frente alto mano, eh. Cioè non è che è partita, non è che c'era Bill Eh, Gates che lei si sta facendo una bella strada, una bella posizione, bravo, 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 bravo. Andiamo benissimo, avanti, andiamo avanti. andiamo avanti. Allora, ridiamo con Jenny. Buonasera a tutti Buonasera e a tutti due. e due. Il bacio lo parla chiaramente. Grazie. Ha scritto tutti e due, lui Distanze sì. sociali, distanze sociali. Vorrei sapere se la mia situazione economica cambia nei prossimi mesi. Giovanna, 17 gennaio 68. Vediamo Dopo un po'. cancella, Sì, perché abbiamo le informazioni. Gianna, vediamo un po'. se la situazione economica cambia nei prossimi mesi. Eh sì, Mm. cambia. Ora vediamo anche quali sono Vediamo, faccio sette, in che modo facciamo cambia. sette carte perché chiaramente vediamo un po', nostra Jenny, vediamo un po'. Scrivile, ditemi come sarà la situazione per Jenny nei prossimi mesi. Il taglio è di quelli che insomma fanno capire che il vento sta girando nella direzione giusta. Ora vediamo le sette Eh carte. sì, le sette carte Per io, il taglio. io mi fermerei qui, però Anch'io perché sette carte è un rischio, no? certo, perché la fortuna
E così allora, mercante, le situazioni lavorative, sì, tanto da fare. elettrico, gioventù, buono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, guarda, siamo partiti con un taglio spettacolare, siamo partiti con un taglio veramente importante, un taglio Jenny, c'è una ripresa del lavoro, che grande una ripresa. grande ripresa con freschezza e contratti che arrivano, eh? Esatto, ed è una ripresa che ti Sì. porterà entusiasmo e ad Esatto, onore di nuovo quello esatto, che facevi esatto, già evidentemente esatto, nel sì, sì. passato. E Quindi, anche conoscere gente interessante che ti porterà a nuovo lavoro e guarda, arriverà forse una notizia che la metterà un attimino, vedi che la carta della giovane fanciulla porta una sì, funzione, magari, a però meno che non sia un qualcosa che ha a che fare con una collaboratrice più giovane di te, però in ogni caso potrebbe indicare anche una notizia che sì, ti mette un po' così in agitazione però sul dai, le due futuro, ma carte poi finali sono guarda, l'egregio del cuore vuol dire anche tante tante possibilità, possibilità. Poi conosci tante persone positive perché poi porteranno dei accordi, frutti, affari. a fare. Sì, sì, gente, vai tranquilla. È molto bello poter dare questo Finalmente, finalmente, ragazzi, Va finalmente bene. una bella stella. Anche le altre non erano, però questa, andiamo avanti, va. Allora, Angela. Angela, Angela, ciao ragazzi. Yuri, mio figlio, nato il 10 luglio 94, troverà la sua strada. È un po' in confusione, grazie. Ok, va bene, vediamo un allora, po'. Angela, ciao ragazzi, Yuri del 94, troverà la sua strada. 10 luglio 94. Capito, vediamo un po'. Ok, allora, sempre sette carte o di più? Comunque, Siamo sette carte, così cerchiamo più persone, sì, sì. Vediamo il nostro Yuri, Yuri del 10 90. luglio 94. Vediamo 94, sì. cosa dicono le Però prova civiche. prima il Ah, pendolino. giusto, io mi sono No, lei fa la dimenticata. furbetta, No, no, fa la no, io ci furbetta. sono, però sono io e le sibille. Scusate, è la Mhm. mascherina quella. Sì, io la mascherina, no, per distanza sociale. Allora, Yuri, 10 luglio 94, troverà la sua strada? Eh sì, 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 bene. è un bel sì. Vediamo un po'. Vediamo. Sette carte per Yuri, eh? Il nostro Yuri se riuscirà a uscire da questo periodo. Beh, comunque col Covid molti si sono un po' rallentati, eh? Non è che... Beh, dai, sì, il taglio fa sperare bene, fa sperare bene, con l'aiuto magari di qualche amicizia, lui può riprendere slancio, può riprendere verve, come si dice. Vediamo un po'. Il mercante ancora, eh? Messaggi ancora, io li scattano. Vediamo un po'. Vediamo cosa succede qua. Beh, allora, diciamo un po', no? Che la situazione effettivamente non è proprio eclatante. Ci sono degli acuti, Sei anche ancora abbastanza giovane. giovani, giovani, è un periodo duro. Vediamo che c'ha qualche cosina da... sai, sono solo sette carte, diciamo tutta, no? Però, vedi, apre col mercante e chiude con una cosa, quello che sta in mezzo, poi... Allora, Parla te, va. a me sembra che una Mm. persona, probabilmente qualcuno Mm. in un ambito lavorativo, eh, porterà qualche novità, qualche notizia Mm. e lui o deve viaggiare, dunque deve spostarsi, andare a fare una visita o quello che è, Mm. oppure avrà bisogno di consiglio perché è un po', vedi, un po' Giù di preoccupato. tono. Esatto. Da quello che vedo, comunque c'è un colloquio di lavoro o un Mm. esame, qualcosa che lui deve sostenere per consolidare, per concretizzare, però lo aspettano delle difficoltà, probabilmente qualcuno che un po' Mm. lo ostacola nel suo Mm. percorso. Già. Dunque, diciamo che Mm. il pendolino ha visto che alla fine lui la strada la Sì. trova, ma magari non è nell'immediato, perché c'è Mm. qualcosa La buona che... volontà c'è, perché si vede che c'è Ma movimento, c'è però anche un qualcosa che comincia a muoversi, sì, arriveranno delle opportunità, delle perché notizie. queste sono carte importanti, eh? Esatto, Per un ragazzo giovane queste sono carte importanti. Solo che è non chiaro, senza ostacoli.
ostacolo. Non senza ostacolo. Magari saranno più persone ad ambire la stessa posizione. Vediamo le prossime domande. Non è facile. Andiamo avanti. Allora, dove eravamo? Angela, poi eccolo Pierluca, qua. poi Nella. Nella. Ciao, volevo sapere se ci sarà un contatto da Raffaele. Allora, 26 settembre del 70 e e invece Nella. Nella 15 febbraio 74. Allora, vediamo se ci sarà Allora, un io dopo sarei contatto. curioso, sarei tentato di farla completa, perché sono curioso. Va bene. Vediamo se c'è il contatto da parte di Raffaele. Mi piace tipo sticker. In ogni caso è un sì. È un sì. È un Sì, sì. mi vibra anche la mano. E chi qualcosa del genere è un contatto. Telefono a casa. Ok. Vediamo un po', la facciamo completa perché sono curioso. Sono uno che gli piace Novella 2000. Oh, O chi, e chi l'avrebbe mai detto? o anche chi l'ha visto. Allora, vediamo un po' se ci sarà un contatto con la fede. Ma il taglio, direi che il contatto non è solamente extrasensoriale, qui si va proprio sul fisico e anche in modo importante. Sì, però, sai, mantiene le Sì, distanze. è il classico tipo Cioè, che gli piace prendere e non dare. diciamo che magari per ora gli interessa più che altro Cosa gli interessa? una relazione fisica. Sì, è più un contatto fisico, non da ET, è proprio una cosa consolare. Esatto. È anche bella tosta la Elettric mente. Newton, Esatto, di tutto. gravitazionali. Gravitazione. Guarda qui il contatto. Sì, Cioè, sì, sì. ok, lì c'è tanta roba. Madonna, che belle carte. Sì, aspetta, 1, 2, 3, 4, Ma 5. fai 7 così perché 6, non sì, perché sono roviniamo belle. troppo belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, te la racconto io, la facciamo solo 7, così ci fermiamo con le più belle. Sì, Perché sono uscite le più troppo belle. belli, non vogliamo rovinare la cosa. Allora, l'incontro e il rapporto ci sarà e sarà anche caliente. Io direi caliente e lui si comporterà anche bene. E insomma, devo dire che questo Raffaele ci ha lavorato anche molto per raccogliere questi frutti qui. E sarà anche una persona elegante, gentile, che insomma ti vorrà bene. Però, c'è un però, come in ogni storia della mela, non Babbo Natale, scusa, di Cenerentola, no, Biancaneve. Biancaneve. Adesso sbaglio, non vuol dire se sbaglio, io proprio bene, lasciamo stare. Allora, diciamo così, le prime 5 carte sono una bomba, quindi lui sarà veramente una persona, ok, l'incontro ci sarà in tutti i sensi, fisici, però il finale è in chiaroscuro. Ma secondo me non è lui. Questa è un'altra persona che è gelosa di questa cosa che vedrà È sotto i suoi possibile, occhi. non volevo dirla, però la dico. Eh sì, eh sì. Io penso C'è proprio che a un qualcuno certo che punto, metterà un bastone fra le ruote, mamma mia, li spia. li spia, stalking, quelle cose lì. Devi stare un po' attento. Beh, comunque tu sai benissimo che noi abbiamo Comunque, nei nostri video dei riti proteziatori per difenderti, vai, li guardi, li attivi, perché ci saranno delle persone che effettivamente, vedi qua, io non volevo dire male, l'ha detto. perché per loro è troppo bello, questo è proprio un'altra persona. Sì, è un'altra persona. Se no vorrebbe dire che cambia da giorno alla È notte. impossibile, è impossibile. Solo una fattura potrebbe cambiarlo in quel modo. Esatto. Sì. Allora, vediamo. Cassiopea. Ho chiuso una frequentazione con Alessandro 9 novembre 64, poiché amico del mio ex che gli parlava male di me. Domanda: come l'ha presa sta chiusura? Io, Katia, 28 febbraio 75. E lui del 64, Alessandro. Come l'ha presa? Come l'ha presa Alessandro? Vediamo, Sì bene, no male. vediamo come la prende la India. Allora, sì bene, no male. Come l'ha presa Alessandro questa decisione di Cassiopea? Poi mi stai venendo sulla peperonata. Aiuto. Comunque no, male, non l'ha presa Non l'ha bene. presa bene. No, no, sì bene, no male. Vediamo un po' come la prendono invece le mie civili. Cosa dicono le sibille? Senti, mentre tu fai sibille preparo il briosco. Ma io parlo del briosco. Sta peperonata Sta veramente. peperonata. Faremo gli incubi. Sentite un terremoto in Sicilia è che è la peperonata, che non è la moto che accendiamo, è la peperonata.
Ok, dai, vediamo come la prende questo signore, come l'ha presa. Beh, diciamo che al taglio, il taglio sembra che lui, in un certo senso, questo contratto lo ha accettato perché c'è bambino e meneo, no? Quindi è chiaro che al taglio sembra quasi che abbia accettato questa cosa. Però andiamo nei dettagli, nelle sette carte. Allora, amore, beh, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma guarda, io adesso aspetterei il Brioschi perché quando la Hilde vedrà queste carte, queste sibille, io quasi quasi, come l'ha presa? Io direi che è saltato subito nelle braccia di qualcun'altra, perché vedi, amore, l'allegrezza di cuore, poi superbia, leggerezza. Lui sembra quasi, no? E qui lo dico e qui lo nego, che sembra quasi Hilde che sia corso fra le braccia non di una, ma forse anche di una sua ex. Vedi? Sembra quasi, cioè io adesso, ma certo, fa per superbia, perché per ripicca, però è una ripicca che insomma ci ha buttato tutto quello che si poteva con quell'altro rapporto. E poi nota bene, apre con amore, guarda bene queste carte qua, apre con amore e chiude con amore. Queste sono carte di peso, non sono carte, capisci? Non è una figuronata. Qui la situazione è che questo tipo qui, anche, vedi? Ma magari il ritorno è con lei. Ah, beh, potrebbe anche essere, però voglio dire, Magari lui le fa credere che se la spassa con altre, in realtà poi dopo, vedi, il ritorno potrebbe essere con lei. certo, perché noi non conosciamo bene la situazione, è solamente una domanda. Ecco, ci sono due possibilità. O lui è partito in pinza subito dopo che l'hai lasciato e aveva già degli altri fleurs e continua, e insomma, queste tre carte qua fanno capire che lui, però può essere anche che lui ritorni come Gagliardo. A me sembra che lui, pur di rivendicare Rivendica che qualcosa, cosa? eh sì, perché la superbia sono tutti gli atti e Mhm. i comportamenti non umili e Mhm. dunque di prevaricazione Sì. o di orgoglio. Leggerezza sono le cose poco ponderate fatte sull'impulso e dunque io penso che lui questo comportamento lo adotterà come reazione Ah, alla, alla tua decisione, sì. però tornerà a corteggiarti. Oh beh, può essere anche vista così, vista così. Andiamo un po' avanti. Può avere anche questa variante. C'è la variante del Covid, poi c'è la Esatto. variante Le varie- africana. no, cosa ho fatto qua? Bene. Ecco. Allora, Nostra Giada? Giada, ti seguo sempre indifferita ultimamente. Ah, bene, grazie Giada. Mm. Grazie, che carina. Allora, vediamo la prossima domanda. Io ho bisogno più di curare coscienza, energia, magia, la mia strada nel mondo Non ho capito che cosa. online è ok. Francesco, non mi mando di prima, grazie. Non è finito? No, guarda che c'è. Ma non capisco perché Francesco dice la domanda di prima, ma la domanda qual è? Mi applico anch'io di curare coscienza, energia, magia, la mia strada nel mondo online è ok, ma la domanda io non capisco, perché non, Non è che l'ha fatto su in cima? ma no, l'avremmo vista. Francesco, se sei ancora collegato, puoi scriverla in modo più chiaro questa Ciao domanda? Maria Giuseppe. Poi, ciao Maria, Francesco sì o no? Ma non capiamo la domanda. Poi date di nascita adesso. Sì. Esatto, sì, la data di nascita c'è, ma non riesco a capire la domanda, cioè quella che hai scritto è un'affermazione, mi applico anch'io. Scrivi bene la domanda, Francesco. Mentre io cerco di digerire la peronata di stasera.
Potrà fare la domandina. E considera che c'è un po' di Di nugget. C'è il jet lag, no? il fuso orario. Infatti abbiamo preso la melatonia per il jet lag, mentre voi fate le domande e non le risposte. Allora, io non so, credo che lui intendesse sapere se questo mondo Mm. è giusto per lui, sì o no. Probabilmente intendeva questo, no? Perché mi apri il compito di curare coscienza e energia. La mia strada nel mondo online, ok? Forse era questa la domanda. Quello, ma adesso facciamo subito prima lei. Proviamo con le Ho sfide, vediamo capito. se questa strada per Francesco. E io stasera parte un paio di no, tutti sì. Ok, vediamo per Francesco se sulla strada giusta. Forse era meglio verlo dopo. Che faccio routine? No, ancora no. Ma se mi vedete spettinato saprete perché. Ma dico ancora no. Se mi vedete spettinato capirete perché. Ok, allora, Francesco ha della buona volontà E e c'è tanto da fare. c'è tanto da fare, però Francesco ha le la carte. qualche rimpianto, E 1, 2, 3, 4, 5, Allora, 6, ma tu Francesco, sei portato, ma forse non il è, momento non è il giusto. momento giusto o non è Vedi, tardi. vedi, dei rimpianti, per cui potresti aver fatto di più, Ma no, è sospiri. un ritardo sui progetti, sulle Mm. ambizioni, sui desideri. Dunque, Come? ehm, forse non è ancora il momento, forse è tardi, perché vedi che Sì, sì. Sembra che ti abbiano rubato delle conoscenze. Sembra ho che delle delle occasioni. occasioni, sì. Mm. Beh, comunque non è negativa la cosa, è diciamo una via di mezzo, Ma è molto in salita in questo molto in momento, salita, sì, con sì. tanti ritardi. Però abbiamo visto che La lui è buona portato per volontà, questa sì, cosa. la buona volontà c'è, poi c'è anche l'amore per la materia, l'idea che si può fare molto, però vedi, a preponderare chiude con Ma lo so, sono due carte pesanti queste, due carte che non lasciano scampo a sogni, però vabbè, dai, Francesco, seguici, non sarà facile, Frank. Abbiamo visto. Bene, vediamo un po'. Vedi, io non ho Allora, vediamo un po' se Viola, c'è Viola. Rosella, saluta allora, Rosella. Rossella ha scritto Prisco 17 agosto 97, Salvatore, si sta comportando bene, ha tolto i vizietti. Anche qua non ho capito la domanda. Allora, Dovete formulare le domande in modo chiaro, ragazzi. dovete- Nella vostra testa sono chiare, ma noi quando le leggiamo, che non sappiamo niente di voi, con una peperonata dentro. facciamo fatica. Anche E l'intuizione anche i chioschi non non ci c'è. aiuta. Dovete fare delle domande potabili. Non so se sta chiedendo se Salvatore si è tolto davvero i vizi. Non so che Ah, vizi, magari questi. Ah, vizi di droga ruba. adesso vediamo. Oh! Dopo cancella però, perché non si Sì, sa mai vabbè, meglio. non ho pagato l'ultima rata dell'assicurazione sulla vita. Vabbè, con la mascherina. Ah, io l'avrei stato sì, tolto i vizi. Mm. Mm. Il lupo. Il lupo. Vediamo un po' se questo signore fa tolti gli zecchi, vediamo un po'. Sibille, ditemi se... Come si chiama? Salvatore? Salvatore, credo. Salvatore. Sibille, ditemi se Salvatore si è tolto i vizietti. Beh, il taglio è un po' pesante perché bugie e giustizia, quindi sembra quasi che ci sia qualcosa che deve mettere a posto perché... Fare la cosa giusta. Sì. Scusate, era I brioschi. no, la peperonata con gli oschi che sta facendo pugni. Reazione. Allora, reazione. Qui ci sono cose che non dice giuste Mm. e sembra quasi che ci sia la mano della legge che lo curi. Vediamo un po'. Amore,
conversazione, allegria, ladro, è vero. Ancora una? Sì. Beh, diciamo che non è proprio negativa, proprio dura, dura, Ci dura. prova, Ci però. prova, anzi, anche ci sa fare a parole, vedo che parla molto, ci mette anche impegno nelle sue cose, però vedi, ladro, vedovo, poi cerca sempre nuovi agganci, nuove opportunità per Bisogno starne. di svago. Esatto, ha bisogno di svago, di leggerezza, gli piace magari anche bere un pochino tra le righe, conversare. Non è il classico tipo da casa famiglia, pallacanestro o calcetto con i capelli tinti, o Serata pizza. serata pizza, serata cinemaneschi. È un tipo che gli piace sicuramente La la goliardia, goliardia, le cose leggere, anche magari qualche le flirt, bisbocce. le bisbocce, sì, quelle cose lì. Però i vizietti, Non credo che li il abbiamo. lupo prende il pelo, ma non. Però un po' di amore c'è, diciamo. Un pochino. E se fosse amore per quelle cose? E beh, sto dicendo quello. Bene, andiamo avanti. In guarda. Oh. Bene, andiamo avanti. Viola Soler. Allora, Viola Soler. dunque, Allora, Alberto. Francesca, dove No, stai leggendo tu? qua. Ah, Fra, e sarebbe Francesca. 4 maggio 95, Alberto Ariete. Non hai la data di Ma Alberto? Rossella Miranda, avete azzeccato, cosa stai dicendo? Di quel tizio di prima. Ah, scusa. Sì. No, perché stavo sempre il tipo, ma non ha. Vediamo un po', la Viola. Cosa ci dice la Viola? Allora, si chiama Francesca, 4 maggio 95, vuole sapere questo Alberto, ha 22 anni, Sì. non sa la data allora, vuole sapere se ci sarà una storia d'amore con questo Alberto, concentrati bene su di lui perché già non c'è la data. Già, non c'è la data. Allora, Ma vediamo vediamo un se ci po'. sarà una storia d'amore. Guarda Proprio come è è turbolenta, sì e no, turbolenta la cosa, eh? è un sì e poi un no. Un po' così, un po'. Parte con sì, sì e no, dunque avrà tutte queste fasi. Sono quelle fasi un po'. Vedi un po' cosa ci dice. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Aspettate il Brioschi che cioccolato al mercoledì basta per No, i peperonate, peperoni a pranzo. perché sennò le sibille. A cena ci dobbiamo dire, stiamo organizzando. Allora, dai, vediamo un po' se ci sarà questa love story, eh? Vediamo un po'. Beh, diciamo che il Il flirt soggetto, c'è. ma più di un flirt, e ci sono anche degli interessi interessanti. Sembra quasi una cosa che sembra più legata alla. Non lo dico perché so che la Ide lo sta pensando, però io non lo dico, lo faccio dire a lei dopo. Però sembra che sia qualcosa, a parte il routine delle linee di destra, sia Ma non è qualcosa. vero! E giura pure. Ui, ui, ui. Allora, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, io ti dico già, il taglio si vedeva che c'erano dei flirt e qualcosa di interesse anche per le tue qualità, ma anche materiale. Sembrava più che era orientato Allettato dalle opportunità. dalle opportunità molto probabilmente. Poi vediamo però che c'è qualcosina, una partenza con un po' il film tirato a mano, diciamo, bugie, gente che si mette in mezzo, robe da mettere a posto. Insomma, sembra che non ci sia una partenza a razzo, anzi una partenza in retromarcia. Poi a un certo punto lui lavorerà bene e cercherà di raccogliere qualcosa, ma non sarà proprio un amore da love story, sarà più che altro, non dico neanche un morto e fuggi, non dico una roba da McDonald's, però direi più una cosa Più carnale che. che una cosa che se fosse no, no, Hilde, tu me la metti? Eh, Perché queste tre carte qui sono troppo pesanti, Vedi? Poi anche la partenza abbiamo visto che.
C'è molta confusione sul da farsi, Sì. non sembra molto Mm. deciso in realtà. Però sì, sembra qui che abbia degli sprizzi di lucidità, perché vuole intimità, però anche questa carta qui ci fa capire che lui penserà più ai vantaggi a un certo punto, e poi dopo colpirà, perché questo diciamo che è un bel marchione, eh. Mm, mm, Eh sì, è un bel marchione. Quindi io se fossi in te starei attenta perché la partenza sarà veramente... Non sarà non facile. sarà facile. Adesso noi dobbiamo ridere Cerchiamo sempre di di alleggerire le guardare la cose. cosa, però guarda, non impegnati. Via. Andiamo avanti. Rossella Miranda, grazie, buona serata. Bene. Allora, karma karma. Calma, calma, sempre. Aspetta, ho bisogno degli occhiali. Karma karma. Allora, io Gil, 23 maggio 66 e Cesare, 17 dicembre 68. Quali sviluppi nella storia d'amore appena iniziata? Grazie. Allora, Allora, vediamo se sì, bene o mm. male. Ma Gigli è un nome femminile o maschile? Scusa? Non lo so. Ma Gigli è proprio un nome? Mm. Diventa un sì, ma non con facilità. Vediamo un po'. Allora, la storia dell'amore se andrà bene, va bene? Vediamo un po'. Storia dell'amore qua. Vediamo un po'. Beh, anche qui c'è un amore interessato. Anche qui c'è un amore interessato. Un amore molto, molto, molto carnale, ma molto materialista. Va bene, giriamo 7 carte Sette e poi carte. concludiamo Poi perché concludiamo perché la ho peperonata, l'incubo dei peperoni, che non faremo mai più la no, sera. a mercoledì sera basta peperoni. Ci sbizzarriamo quando non abbiamo dirette, così. Allora, beh, guarda, Eh? Topolino, guarda, la faccenda sembra fresca, però c'è un segreto che non mi convince, c'è qualcosa che non viene detto e ci sono delle figure femminili che orbitano intorno. Eh, E poi vediamo che uno dei due è lanciato, no? Però c'è qualcosa che non mi convince sta love story. la mia sensazione Mm. è che nasconda, Eh, vedi, già probabilmente si scrive anche con qualche altra persona più giovane. sì, 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 Non sì. lo so, non mi sembra. Sembra quasi che uno dei due abbia dei contatti con qualche giovane fanciulla e poi ci sono delle figure qui E che poi tutte queste donne, chi sono tutte queste donne? queste donne qui che compaiono un po' maritate, un po' giovani, un po' disponibili, un po' tutto, insomma. E poi lui disponibile, cioè lui, uno dei due, insomma, o una dei due, non so, che è molto in vivere, diciamo, no? Tu come la vedi? Eh, Anche perché sembra Mm, molto mm, mm, predisposto nei confronti di una donna. Esatto. mm, Mm. Quindi, Sibille dicono stai attento perché Attenta ci sono dei perché ci segreti. sono delle cose poco chiare di questa Mm. persona qua. Sì, attenta, 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 attenta. Lo vedo anch'io che la situazione è un pochettino serata. Ci sono dei segreti, lettere, con donne giovani poi. Mm. Bene, cari amici, grazie a compagnia. Ah, Gigliola. Allora, scusa Gigliola, scusa, Un bel nome, tra l'altro. tra l'altro un bel nome, però voglio dire, me ne hai rubato un'idea. Comunque, al di là di questo, ma mettiamolo un po' di più, al di là di questo, Gigliola, stai attento, perché lì scrive a 20 persone contemporaneamente. Bene, cari amici, noi abbiamo finito qui nel mio canale, però quando c'è la live nel tuo, Venerdì alle 21:30 vi aspettiamo. mm, Io, se lui volete un farà la consulto regia. privato, sapete che sono sempre 20 euro, 45 minuti con il Legarda e se trovate occupato il Legarda c'è anche Manetto Iniziano che tiene il Scegliete moccolo. liberamente. Ok, grazie cari amici di averci fatto compagnia e Buona alla prossima. serata. Ciao.